Buonasera, benvenuti a Verona Economia, giovedì 10 febbraio. Torniamo a parlare del tema che abbiamo affrontato nelle ultime serate, anche nelle ultime settimane a dir la verità, ovvero il caro bollette, il caro energia. Parte dall'ANCI una protesta simbolica molto forte, insomma, per sensibilizzare le forze politiche, soprattutto quelle nazionali, a una soluzione rapida, perché anche le amministrazioni comunali sono in difficoltà oltre alle imprese e alle famiglie. Questa sera, per esempio, l'Arena di Verona, per quanto riguarda il comune di Verona, verrà spenta per un'ora, quindi non ci sarà l'illuminazione, proprio per così aderire all'iniziativa di ANCI. Il sindaco Sboarina dice aderiamo alla protesta anche perché sarà a rischio l'erogazione dei servizi se continuiamo di questo passo. E quindi per ragionare su questo tema abbiamo ospite questa sera Marco Poltronieri, che è referente ANCI Giovani Veneto, nonché vice sindaco di Nogara. Benvenuto Poltronieri. Buonasera, buonasera. Allora, molte amministrazioni comunali hanno aderito alla proposta di ANCI. È necessario in questo momento alzare un po' la voce? Sì, crediamo che sia assolutamente necessario perché questo caro bollette che purtroppo sta colpendo sia le famiglie che le imprese, colpisce anche i comuni. E i comuni che purtroppo si vedono aumentare appunto questi costi di spesa corrente tra l'altro, che in questa fase non sono ancora stati ristorati da adeguati trasferimenti statali. Perciò noi chiediamo al governo e al Parlamento di impegnarsi nella prossima scostamento di bilancio che già insomma si ipotizza sulla stampa, di ricordarsi anche dei comuni perché ricordarsi dei comuni si significa ricordarsi principalmente dei cittadini. Come hai citato prima il sindaco Sborina, chiaramente il fatto di vedere aumentare i costi significa dall'altra parte mettere di fronte ai comuni a delle scelte che poi possono essere anche impopolari e poco capite dai cittadini, cioè magari ridurre alcuni servizi o aumentare la pressione fiscale, cosa che nessuno di noi vuole fare chiaramente e che può essere scongiurata però solo da adeguati ristori. Assolutamente, qui leggiamo una notizia dell'ANSA, bollette in arrivo altri 5-7 miliardi per le famiglie e le imprese, il governo sta preparando un intervento di ampia portata nei prossimi giorni contro il caro energia, così il Presidente del Consiglio Mario Draghi in visita oggi a Genova. Chiaramente, sottolinea il Presidente, il problema del caro bollette in questo momento è il più serio. Sappiamo che anche a Nogara ci sono delle iniziative che vanno in questa direzione. Sì, sì, anche noi come amministrazione abbiamo deciso di spegnere simbolicamente per questa sera sia le luci che illuminano la sede municipale che Palazzo Maggi, che è la sede della biblioteca comunale. Chiaramente è un simbolo questo perché non vogliamo creare nessun disservizio ai cittadini nelle vie del paese, quindi abbiamo scelto diciamo così, due immobili che rappresentano il nostro comune, ma vuole essere appunto un segnale forte verso chi ha potere di decisione, perché insomma anche noi comuni dobbiamo essere tenuti in considerazione nelle prossime scelte di finanziaria e sono convinto che sarà fatto perché vedo che comunque poi col dialogo tra l'ANCI e il governo anche nei mesi precedenti si è sempre raggiunto un punto di incontro che è andato bene per tutti, ecco. Quindi sono fiducioso in questo senso, però è giusto farsi sentire in questo momento, anche perché veramente non solo i comuni, adesso noi chiaramente protestiamo come comuni, Certo. ma è fondamentale pensare alle famiglie e alle imprese che sono in grossa difficoltà e che possono veramente avere delle mazzate molto importanti e gravi su un sistema già compromesso dal Covid, perché sappiamo che soprattutto certi settori produttivi sono stati fortemente colpiti dal Covid. Arriva anche questa mazzata proprio in un momento di inizio ripresa, direi che non ci vuole. Immaginiamo che come amministrazione comunale siate molto preoccupati anche per, dicevamo appunto, le attività commerciali, le attività produttive del vostro territorio, che in questo momento, appunto, a causa anche di questi rincari, non solo dell'energia, ma anche delle materie prime, un po' come in tutta Italia, passano delle notti insonni purtroppo. Sì, assolutamente, perché anche noi nel nostro territorio abbiamo grandi industrie, anche multinazionali, come attività artigianali invece molto importanti e chiaramente attività commerciali. E su questo siamo molto preoccupati perché noi vediamo che già su certi settori, mi viene in mente quello soprattutto della ristorazione,
c'è crisi dovuta anche appunto all'emergenza Covid. Questa ulteriore stangata andrebbe a creare grandi problemi. E dall'altra parte, come dicevo inizialmente, andare a aumentare ancora di più quella che è invece la spesa per i comuni significa poi che i comuni rischiano di essere messi davanti a delle scelte che nessuno vorrebbe prendere, insomma. Ecco, quindi speriamo che vengano scongiurate. Assolutamente. Spendiamo magari una parola nel finale anche per ANCI Giovani, insomma, questo gruppo di giovani amministratori che concorrono con i senior, con i più grandi, anche a tenere alta l'attenzione sulle problematiche più comuni che riguardano appunto i municipi. Sappiamo che adesso Certo. ci si discute anche sul super bonus che viene un po' bloccato, insomma, sono tanti temi su cui fare attenzione e monitorare, al di là di questo caro energia. Sì, assolutamente, mi fa molto piacere parlare di ANCI Giovani perché ANCI Giovani rappresenta un tavolo regionale dove vengono rappresentati tutte le province del Veneto, con due referenti per ogni provincia, e dallo scopo di dar voce agli amministratori comunali giovani, che sono tanti, fortunatamente, ma che potrebbero essere anche di più, e dall'altra parte promuovere tutte quelle iniziative soprattutto che riguardano il mondo dei giovani, quindi lo sport, le politiche giovanili l'ambiente, che è un altro tema molto sentito, ma soprattutto la formazione. Ecco, noi abbiamo iniziato un percorso di formazione per i giovani amministratori in maniera tale che ci siano sempre più amministratori non solo appassionati, si spera, ma anche formati, perché comunque amministrare un comune non è semplice, bisogna avere anche delle conoscenze tecniche e quindi magari mettiamo noi a disposizione un po' la nostra esperienza per chi come me già da qualche anno riveste questo ruolo, coinvolgendo anche però tanti professionisti, segretari comunali e professionisti in altri settori per cercare di formare i nuovi giovani amministratori dei nostri territori veneti. Quindi questo è una cosa molto importante. Ringrazio in questa occasione anche il presidente di ANCI Giovani Veneto Roberto Bazzarello e il mio collega di Verona che è consigliere comunale di San Zeno di Montagna Carlo Gambino. Si dice spesso, no, che i giovani sono distanti dalla politica, lei invece cosa l'ha motivata a mettersi in campo già qualche Eh, anno fa, insomma? Sì, io già qualche anno, appunto già 12 anni quest'anno che sono in amministrazione comunale con vari ruoli, ma la passione per il bene comune, per la mia comunità, io ho sempre seguito la politica nogarese, insomma, del mio comune e ecco, il cercare di dare il mio tempo, la mia voglia di fare e di migliorare la comunità per vederla crescere, insomma, per vederla evolvere e per cercare che i cittadini abbiano qualcuno che sia a portata di mano, che dia risposte e che cerchi assieme a loro di costruire e progettare il futuro. Ecco, questa è la cosa più importante. Cercare sempre di essere collegati con i propri cittadini, indipendentemente questo poi dai colori politici o da altre Certo. considerazioni, veramente. E allora grazie anche per questa testimonianza più personale, grazie a Marco Poltronieri, vice sindaco di Grazie. Negara e referente di ANCI Giovani Veneto. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'opportunità, alla prossima allora. Alla prossima. E noi andiamo avanti, lasciamo spazio a un po' di musica e poi un nuovo ospite.